Senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Musica Indipendente. Siamo quelli della musica indipendente, sì! Ogni venerdì, sveglia, vi teniamo svegli, teniamo sveglio persino il regista Federico DJ Borsari all'ultima ora di lavoro, sveglia, avanti, dai. Serviamo anche a quello, signori, e certo. Un saluto da Sammy Varin, come stiamo? Siamo vivi. Citazione del Papa, Non è male, sono uscito dall'ospedale vivo e vai. E non sappiamo naturalmente quanto abbia toccato ferro negli ultimi giorni. Ben uscito al Papa, ma ben trovati a tutti voi, certamente. Siamo in onda come ogni giorno, dalle 13 alle 15, ma il venerdì facciamo di più, c'è anche la musica indipendente, quindi un artista vostra, a loro disposizione per fare due chiacchiere, per scoprire qualche cosa in più, ma naturalmente con le linee sempre soltanto aperte, perché siete voi, veri conduttori di RL Radio Libertà, chiamando 02 92 94 7222 92 94 7222, pompa, oppure inviando un WhatsApp al 346 642 7756. Siamo la radio più libera dell'etere, così liberi che adesso vi lancio subito una canzone indipendente, che è poi quella dell'artista che tra poco vedremo in radiovisione. Vi conviene già accendere il televisore sul canale 252, oppure andare sul sito radiolibertà.net, o ancora scaricando la app di Radio Libertà sul vostro cellulare, o aprendo Facebook o YouTube e cercando Radio Libertà. L'ospite di quest'oggi si chiama Una!
Oh, tu portami a ballare in miniera, certo, in miniera a ballare, ce la portiamo, perché no, non diceva in miniera. Signori, bella questa canzone, proprio fatta per l'estate, per diventare un po' pazzerelli, per dire siamo vivi, ragazzi. Dai, è bello poterlo dire, dopo aver fatto tutti questi funerali. Ma quanti funerali abbiamo fatto per Berlusconi? Ne stiamo facendo ancora. Siamo vivi, noi siamo ancora qui a ballare la canzone intitolata Stasera, cantata dall'artista Una, e ce l'abbiamo. Ciao! Ciao. Hello, hello! Allo. Allora, aspetta che mi devo concentrare perché sono sicuro che sbaglierò nuovamente l'accento. Una è pressoché impossibile da trovare, lo diciamo chiaramente perché ormai ci conosciamo con Elena, insomma. Se voi scrivete Una, io ci ho provato, ho scritto Una su Google, eccetera, e viene fuori qualunque cosa cominci con Una. Se scrivi Una artista, ti viene fuori qualunque cosa cominci con un artista, per cui Certo. ci vorrebbe l'apostrofo, però non ce l'ho messo. Allora, per essere sicuri, dovete scrivere Una, ma anche il suo nome e cognome, che sono difficilissimi da capire, almeno per quanto concerne la pronuncia. Io ci provo, Elena, vediamo se questa volta l'azzecco. Vai, incrociamo le dita. Mi sto concentrando. Abradir, fammi un primo piano. Abradir. Oh. Abradar, Abradir. Vado via, non ce la faccio assolutamente. Mi arrendo. Ai, ai. Dillo tu che a me viene da ridere, dillo tu. Elena Maule. Maule, come miau, Maule, come Elena Maule, capito? Ok, Sì. siamo sicuri? L'avete scritto sul vostro computer? Siete andati a cercarla? Avete già scaricato la canzone intitolata Stasera? E che cazzo state facendo? Siamo in diretta in tutta Italia su Radio Libertà, per che cosa? Elena, si scherza, ma lo so che con te posso farlo. Ci siamo visti Certo. qualche mese fa nei nostri studi, è stato bello, perché la Elena, lei è una persona serissima. Adesso mi pare che tu faccia addirittura la professoressa, posso sbagliare? Sì. È vero. Insegna. Lei cos'è Sì. che insegni? Inglese alle medie. Insegna inglese alle medie, quindi è anche le medie, è anche un momento insomma che ti devi far rispettare, capito? E lei insegna inglese alle medie, ma nello stesso tempo canta, no? E Sì. quindi sai, c'è una doppia faccia, che però abbiamo tutti quanti, cavolo. E questa è la cosa più bella che mi è piaciuta della Elena Maule in arte una, proprio così, mi raccomando, non sbagliate. Perché? Perché, rappresenta tutti noi che abbiamo effettivamente una doppia faccia. C'è un lavoro, tra virgolette, "serio" che qualcuno fa. Io ad esempio non ce l'ho un lavoro serio, perché comunque faccio questo e sono fatto proprio così. Ma ci sono quelli che magari durante il giorno per tante ore devono avere, una certa personalità e poi magari ne possono avere un'altra, e sono certo che ce l'hanno il pomeriggio, la sera, quando escono con gli amici. Tu rappresenti tutti noi e adesso ci racconti qualche cosa di te, il tempo di sentire qualche ascoltatore, perché tu sai che la nostra radio è l'ultima delle radio libere. Si entra in diretta chiamando 0292947222 e si commenta quello che si vuole su qualunque argomento. Prova a dire pronto e vediamo chi ci abbiamo in linea. Pronto? Pronto, sono Lupo da Sondrio. Uela! Ciao! Ciao. Vedi? Abbiamo un lupo. A Bradar è la una, la. Vedi? Volevo dire una cosa, Sandy. Vai. No, vedi, capisci come lasciamo l'imprinting subito alla gente che ci ascolta, Elena? Senti, voglio dirti una cosa. A proposito di quei ragazzi che suonano religioso, domani sono a Piateda al Punto Verde alle 9:30, Sondrio. Uè, Bello! Non 1:30, alle 21:30, scusa. Cos'è che c'è? Cosa fate? A Piateda fanno quelli lì, io non sono
religioso, loro fanno musica sui vicentini, che mi è piaciuto, anche se io non sono tanto religioso. Fa niente, anche se siamo un po' musulmani, ma ci andiamo. Grazie, grazie Lupo della segnalazione. Un bacio Grazie. naturalmente a te e alla bellissima Sondrio. Ma adesso da Sondrio andiamo a Vicenza, perché la Elena Maule in Arte Una arriva proprio da Gambellara. Possibile? Mamma mia, verissimo, un paesino, un buco di niente, perché non c'è niente a Gambellara, un 99% di vecchi, e per questo è anche difficile uscire, diciamo, un po' dallo schema, però insomma siamo cresciuti lì, c'ha anche i suoi lati positivi perché c'è la natura, le colline, però diciamo che insomma trattori, mosto, perché fanno il vino. Cioè, Insomma, dopo un stai po' rompono. elencando le cose più belle della nostra vita, Sì. Vecchi, vino, mosto, boschi, cioè praticamente stai parlando di noi, no? E quindi sai com'è, no? Adesso vieni qui la prossima volta, cara Elena Maule. Anche te. Vieni nei nostri studi. Senti, ma con tutto questo ben di Dio intorno, la Elena ha iniziato a scrivere musica, perché non è da un anno che lo fai da tanto tempo e hai migliorato sempre più. Adesso addirittura ho letto che c'hai un musical in ballo, è vera sta cosa? Sì, abbiamo fatto questo nella scuola di canto che frequento io, che c'è un corso con gli studenti, quelli storici, insomma, di songwriting, che è l'Officina Limoni a Montecchio di Irene Ghiotto. Lei è una scrittrice e ha messo in scena questo musical che si chiama La Magna Carta, proprio perché parla di queste persone, questi alieni di questo pianeta che si chiama Ecos, che viaggiano di pianeta in pianeta perché si nutrono di carta, proprio della cultura. E quindi io sono la regina di questo pianeta, quindi sono la cattiva di questo musical, e ognuno di noi ha scritto il proprio pezzo, che poi è stato messo in musica con una band, eccetera, ed è una figata pazzesca, perché poi praticamente la storia è super mega intricata, cioè c'è la Terra che cerca di nascondere tutti i suoi libri e mette nei bunker dei memorizzatori per memorizzare tutta la conoscenza del nostro pianeta, in modo tale che se anche bruciassero o mangiassero i libri, l'avremmo comunque da tramandare, e sta venendo fuori una figata, e domenica lo facciamo per la prima Dove? volta a Vicenza al Teatro Kitchen. Avete segnato giù, ragazzi, se ci seguite dalla Sì. zona, e questo è da vedere, anche perché poi, sai, si parla di fantascienza, di un futuro, chissà che cosa, ma mica poi tanto, con la bella idea dell'intelligenza artificiale, mi sa che saremo tutti un po' a fare i conti con qualcuno quando ci parliamo insieme, e io vorrò capire se sto parlando con una persona o con una intelligenza artificiale. Mamma. Ci devono spiegare, sicuramente ci sarà un metodo per capirlo, sai, come quando su internet ti viene fuori non sono un robot, allora tu devi Esatto. schiacciare dei bottoncini, vedere le figure. Ci sarà una domandina da fargli all'intelligenza artificiale, che ne so, dici cazzo vuoi? E magari lui non ti sa rispondere subito. No, saprebbe benissimo rispondere. C'è una chiamata allo 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Sammy, Ciao. sono l'Agnese, tu mi riconoscerai per la voce e Ciao compagnia. Agnese. No, volevo solo dirti che io non sono mai stata berlusconiana, però devo riconoscere che almeno ho creato posti di lavoro, e invece ci sono dei grandi industriali che hanno fatto molto successo televisivamente anche, che però hanno delocalizzato in paesi esteri. Questo è perlomeno Berlusconi. Io dico, se vado in politica, ragazzi, sappiate che io faccio per prima i miei interessi, poi dopo faccio anche i vostri, per ringraziarvi dei vostri voti. Questo sarebbe lo slogan più onesto. Detto questo, pare adesso si stracciano le vesti per questi che partono qui e là, su e giù, e sono morti, eccetera. Quindi io mi ricordo che ero piccola e qua non c'era niente se non il contrabbando, e qualcuno è anche morto dalle fucilate di chi doveva contrastare questa cosa.
nessuno, non c'era niente, si accettava la cosa e quindi chi va nel pericolo, dice lo Spirito Santo, perirà in esso. Quindi a rischio loro, lo sanno benissimo, arrischiano benissimo e questo è il risultato. Mi dispiace, ma comunque questo se lo trovano e dopo non mettono davanti i bambini come gli zingari che gli pungevano il culo ai bambini per chiedere la carità. Io non ho compassione di questi e sai perché? Perché? Perché diciamo un rischio di loro. Grazie per averci riportato sulla terra e quindi averci ricordato che è morto Berlusconi. Siamo sicuri, perché qualche quotidiano oggi inizia ad azzardare che ci sia ancora, sia risorto. No, siamo deberlusconizzati e adesso lo chiediamo anche a Elena Maule un pensiero suo personale sulla figura di Berlusconi. Poi certamente il problema immigrati, ne sono arrivati tantissimi, ne sono morti tantissimi, avete sentito robe pazzesche, in qualche modo daranno naturalmente la colpa a noi e ci sembra comunque incredibile che c'erano 100 e passa bambini su questa barca e come pensavano di arrivare sulla terraferma in così tanti su una barca, quanti? 700, 800 e poi aggiungo io naturalmente, visto che parliamo anche tante persone che hanno figli, che hanno nipoti, a quello che è successo con gli youtuber che si sono divertiti a fare il filmetto mentre facevano i pazzi con l'auto e hanno ammazzato un bambino di 5 anni. Non è finita poi, perché c'è l'altra notizia dal torinese: in BMW investe e uccide ventenne sorpassando sulle strisce, positivo ad alcol e droga, arrestato. Quindi gran parte di chi combina queste cose, anche gli amici youtuber, il guidatore sotto l'effetto degli stupefacenti, che poi sappiamo molti di voi lo spinoglino se lo fanno volentieri. L'invito che diventa una preghiera, però se neanche con la preghiera ci riusciamo, allora cominciamo a mettere delle leggi di quelle cattive. L'invito è quello: quando si beve troppo o si fumano spinelli o ci si droga, di non mettersi alla guida. State tranquilli, andate a piedi, fate quello che vi pare, ma non recate pericolo per il prossimo. Ma do la parola proprio alla nostra artista Elena Maule, in arte una, che da una parte è professoressa, quindi anche una responsabilità verso i ragazzi di prima, seconda e terza media a cui insegni, dall'altra parte è un artista e quindi c'hai quella parte pazzerella di te, magari scopriamo anche qualcosa in più. Che cosa si fuma la Elena per scrivere canzoni? Scherzo, a te. Guarda, questa cosa che hai detto adesso dei giovani, io mi colpisce tantissimo perché noi che creiamo comunque contenuti online, perché quando fai musica comunque devi pubblicizzarti, devi sempre in mezzo al flusso, ti rendi conto che l'attenzione media adesso è al di sotto dei 7 secondi, cioè tu pensa quanto poco ci vuole per una persona di scrollarti via e passare a un altro contenuto. E questa cosa sta degenerando perché ormai questi ragazzi crescono con la pressione di dover fare cose straordinarie per avere l'attenzione su di loro, perché ormai ci sono delle persone che lo fanno per lavoro e sono talmente grosse che loro non sono i primi, cioè sono la milionesima persona che la fa, quindi devono fare molto di più degli altri e questo molto diventa la cazzata, cioè diventa, guarda, mi faccio il video mentre guido ubriaco perché magari mille non mi mettono like, ma gli altri scemi magari quei 7 secondi li passano a guardarmi, e allora io divento qualcuno, e allora io poi sono soddisfatto, e invece perdono proprio la bussola perché gli anni poi passano e loro cosa hanno seminato, cosa hanno raccolto. Poi se questa cosa il mondo cambia tutti i giorni, cioè non possono pensare di poter fare questo mestiere per la visibilità. Quando tu punti alla fama, poi fai la fame, perché sono proprio due cose che vanno opposto. Dovrebbe essere più incentrato sul fare quello che ti piace, una cosa che ti rende felice. Invece questi vedono la fama come la loro felicità, ma alla fine è anche la loro gabbia, perché poi se diventi famoso facendo qualcosa che non ti dà soddisfazione, poi devi farlo per sempre, questa cosa qua. E quindi è sempre un cane che si morde la coda e mi fanno tanta tenerezza, perché
forse hanno anche dalla parte loro delle famiglie che spingono perché vedono solamente il lato economico della cosa, diventa famoso perché così poi c'hai i soldi, puoi fare la vita bella, vai qua, vai là. Sì, molte volte penso che sia importante conoscere anche i genitori, di Sì. questi ragazzi per capire magari sono persone normalissime che però li lasciano assolutamente via, vai, fai quello che ti pare, non li controllano minimamente, anche questo è chiaramente un errore. Elena, invece del grandissimo Berlusconi, nel bene o nel male, con che pensiero, porti al venerdì, visto che, sembra passato 1 anno che è morto Sì, Berlusconi, infatti. ma, sono passate poche ore praticamente. Sì, allora guarda, io sono convinta che nel nostro paese dove ci sono un sacco di politici che sono diventati politici, per un gioco del gioco di spade, praticamente il trono di spade, questa sedia famigerata che tutti vogliono e magari non hanno minimamente le competenze per arrivarci, lui questa sedia, le competenze ce l'aveva per averla. Ovviamente come qualunque persona sotto i riflettori fai le cappelle, fai le cavolate, più hai potere in mano, più potenzialmente fai cappelle grosse, perché voglio dire, cioè se faccio la cameriera, la mia cappella può essere quella di rovesciare un piatto addosso a un cliente, se sono un politico posso fare delle cazzate che si riversano su un paese intero, però lui devo dire che è rimasto costante e fedele al suo pensiero fino alla fine, non è stato una bandieruola che come tanti pur di avere questa sedia cambiano opinione dall'oggi al domani. Lui è venuto su con questa opinione, ha fatto e ha agito sempre secondo la sua opinione, quindi almeno questo bisogna riconoscerglielo che è stato costante in quello che faceva. È vero, è stato se stesso, come ha detto nell'omelia, il Pret Card Sup Extra, quello quelli che ha officiato la messa, è stato un uomo e quindi è un po' come tutti noi, è un po' come la stessa artista Elena Maulai in Arte Una che, fa un po' di tutto, rappresenta anche gli errori, fa la pazzerella, guardatela, su YouTube, ma soprattutto su TikTok, su Instagram, cosa non combina ogni tanto, ma è quello che ci piace di te, è passare da un estremo all'altro, senza naturalmente esagerare come purtroppo No, fanno gli certo. youtuber di quest'oggi. Signori, noi ci salutiamo con la Elena, ma Elena ho deciso di salutarci con un pezzo che non ti aspetti, perché la Elena Maule non ha cantato soltanto in italiano, in questo caso il pezzo Stasera, e che ti arrivano i complimenti anche da Marco, dice ci starebbe bene un bel remix dance. Vero. Non è male. Allora, se vuoi, abbiamo Federico DJ Borsari dall'altra parte del vetro che non c'è, che dice: Oh, mi faccio avanti. Quanto paga? Paga la Elena. Lei vive in mezzo ai trattori, al vino, e c'è i vecchi, e c'è paga. Elena, noi ci salutiamo con un pezzo in inglese che hai fatto che mi è piaciuto proprio perché poi nel video sei in mezzo alle montagne, quello che si intitola Footprints on the Sand. Eh sì. Dove sei? Allora, eravamo andati ad Asiago a fare quel pezzo lì. Abbiamo girato un po' a Chioggia, la parte quella del mare. Qui nella parte iniziale siamo proprio a Lonigo, vicino a Gambellara, su per i colli, e poi siamo andati appunto su per il Monti di Asiago. È stato veramente bello, una giornata di riprese super mega intensa, abbiamo fatto tipo 20 ore di riprese. È bello, è bello. E poi insomma, beh, a parte si vede il tuo bellissimo viso, signori, sbirciatela, degli occhi stupendi la Elena, solo per quello va vista, ma anche il pezzo merita. Ma che cos'è? Una storia d'amore finita? Di cosa narra? Narra di una coppia, in questo caso la figura paterna, che decide di andare via, quindi è una separazione praticamente che ho vissuto anch'io perché i miei genitori si sono separati e quindi è stata proprio una canzone che ho fatto per elaborare, diciamo, questo abbandono, che però, ha conservato, diciamo, questo mio lato allegro, non triste, però racconta effettivamente una cosa molto, molto triste. E allora, signori, ci chiudiamo proprio questa piccola parentesi di chiacchierata con la Elena con questo pezzo da ascoltare e da vedere perché merita Footprints on the Sand di Elena Maule in Arte Una. Elena, è stato un piacerone, Piacere chiaramente mio. sai che noi Che siamo qua. bello. Quando hai novità siamo qui a trasmetterti.
Un bacione, grazie mille. Ciao agli ascoltatori e a voi, grazie. Avete ascoltato Musica Indipendente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Presidente, sì, quanto è avvenuto ieri all'interno della Giunta per le elezioni, o vorrebbe dire anche all'esterno della Giunta per le elezioni, è assolutamente grave. Vede Presidente, io non entrerò nel merito sulle questioni, perché per quello c'è la Giunta e la Giunta deve decidere come prevede il regolamento e come prevedono peraltro anche le leggi nella sua più ampia autonomia. Quello che indubbiamente però è accaduto ieri è una pressione psicologica e anche fisica fatta nei confronti dei parlamentari che compongono quell'organismo costituzionale, inaccettabile. E quando dico inaccettabile, Presidente, non mi riferisco alle legittime prerogative di ostruzione che può fare l'opposizione, ma ai metodi fisici messi per impedire ai componenti della Commissione di poter fare il proprio lavoro e il proprio compito. Questo è inaccettabile. Il confronto si fa seguendo le regole, non abusando delle regole o andando sopra le regole con la prepotenza, l'arroganza e con la forza fisica. Il presidente Fornaro era chiuso all'interno della Giunta per le elezioni, non poteva uscire.
Noi eravamo all'esterno della giunta per le elezioni e non potevamo entrare. In mezzo c'erano dei divani messi a mo' di barriera, ma non per difendere la Costituzione o per difendere un diritto, ma per impedire alla giunta di far valere il diritto. Questo è quello che non possiamo tollerare. E allora a fronte di questo dico anche c'è un momento più grave, Presidente, nel quale poi è stato fatto un elenco da parte di alcuni di questi componenti di questo gruppetto che bloccava i lavori della Giunta. Hanno fatto l'elenco dei futuri parlamentari che potrebbero perdere il seggio se dovessero prendersi certe decisioni. Non so neanche su quali logiche. Hanno già stabilito che la Giunta andrà a prendere delle decisioni in una maniera piuttosto che in un'altra. Ma allora cosa devo aspettarmi, Presidente, la prossima volta? L'elenco che mette nei buoni o nei cattivi chi ha votato in una maniera o chi ha votato nell'altra in Giunta? Indicando l'elenco dei cattivi ai propri sostenitori esterni come punto da colpire? Questo è inaccettabile, perché questo vuol dire mettere sotto pressione la libera decisione di un parlamentare. E su queste cose, Presidente, noi pretendiamo che ci sia il massimo rispetto e soprattutto che chi compie questo tipo di azioni ne sia ovviamente portato a pagare il prezzo. Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
Ogni mezz'ora Sammy Varin trasmette un artista indipendente e avete sentito, poi ogni tanto l'intervistiamo pure. Siamo passati da Elena Maule da Vicenza a Federico, cantautore milanese di 20 anni, diplomato al London College of Music e non importa, è un brano, devo dire, interessante perché ci riporta poi chiaramente anche alla filosofia musicale di chi ha 20 anni, ma questo è da cercare, da tenere presente. E poi il Federico è un bravo alunno della coach Roberta Pagani, che salutiamo caramente, che è diventata mamma e che noi abbiamo seguito fin dai tempi tipo 10-15 anni fa, roba da niente. Ciao Roberta Pagani e soprattutto complimenti a Federico con la canzone E non importa. E invece importa sì, signori, che mi chiamiate. Perché? Perché siamo tornati in diretta io e voi ed io. E io ho aperto le linee allo 0292947222 o tramite WhatsApp al 346 642 7756. Come al solito il venerdì riassumiamo un po' le notizie di tutta la settimana e c'è spazio per qualunque divagazione. Ad esempio, Clara ci scrive: dunque Conte ha detto che non ha partecipato ai funerali di Berlusconi per rispetto nei confronti dei suoi cari e di chi lo ha amato e sostenuto? Ma allora io chiedo, tutti quelli che hanno partecipato a partire da tutto il governo, al presidente Mattarella, a tutto il popolo presente in piazza, erano presenti perché non avevano rispetto? Fatemi capire, ma Conte ci è o ci fa? Cara Clara da Sondrio, bella domanda, noi rispettiamo tutti quanti sicuramente, rispettiamo anche chi magari ne ha le scatole piene di tutta sta menata su Berlusconi, con tutto il rispetto chiaramente, certo è morto un grandissimo personaggio, ma non esageriamo, perché ancora oggi tutti i siti sono e adesso sull'eredità di Berlusconi, non soltanto l'eredità frin-fron di soldi, ma l'eredità partitica. E allora il nome di Berlusconi resta nel simbolo di Forza Italia oppure no? Pare di sì, ma chi lo sa? E poi certamente le voci su Marina, la più vicina al padre. Non è che per caso potrebbe prendere in mano lei il partito? Marina sembra una anche cazzuta, bella tosta, eh? A me sta più simpatico Pier Silvio, però penso che il Pier Silvio stia bene dove sta. C'è qualcuno in linea? 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Ciao. Volevo dirle qualcosa a lei e agli ascoltatori. Quest'anno, a 60 anni dalla tragedia della diga del Vajont a Longarone in Veneto, tra parentesi, è un anniversario, signor Sammy, importante, sia perché ci riporta alle tante vittime innocenti, dico io, di quel disastro, sia perché siamo alla vigilia della realizzazione di altre grandi opere come quelle previste per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Per non parlare della gestione dei fondi del PNRR. Tutte cose, signor Sammy, alle quali le mafie prestano grande attenzione. Tutto qua, la saluto e buon fine settimana. Grazie, buon weekend e grazie per avercelo ricordato. È una delle paure gigantesche che abbiamo e che immagino abbia anche il nostro Matteo Salvini, che sta portando avanti queste grandi opere e cercando di neutralizzare la burocrazia cattiva, e sappiamo che dietro la burocrazia molto spesso c'è anche tanta mafia. 0292947222, questo è il numero del centralone di Radio Libertà e questo è il momento proprio riservato a voi per dire la vostra su qualunque argomento. Potete usare anche il numero di WhatsApp 346 642 7756, ce n'è uno audio, sentiamo che dice. Buonasera Sammy. Premesso che tra le cazzate che ha detto Berlusconi, tra le cazzate che ha fatto Berlusconi, tra le cazzate che ha detto Salvini, tra le cazzate che ha fatto Salvini, i conti non li faccio io, fateli voi. Premesso questo, a mio avviso, e non l'ho mai votato, sottolineo, né l'uno né l'altro. Anzi, la Lega l'ho votata, ma non ho votato la Lega quando c'era Salvini.
Che Salvini è arrivato dopo. Allora, premesso questo, Berlusconi come imprenditore, io l'ho già scritto su Facebook, come imprenditore io gli avrei dato da 0 a 1000 come imprenditore. Come politico da 0 a 1000 gli avrei dato 500 e ti spiego anche perché. Perché quando lui, tutti dicono, si è fatti i cazzi suoi, ci ha indebitati, qui siamo stati bene tutti quanti, dal più povero al più ricco, ok? Soprattutto i ricchi, tu dirai, ma dal più povero al più ricco. Io sfido chiunque a farci stare meglio. Non è mai successo. E lo sai perché? Perché lui ha preso il bilancio dello Stato italiano, ne ha fatto un'impresa, l'ha usato come farebbe un'impresa, l'ha guardato, analizzato come farebbe un'impresa e così ha fatto. E ha dato da lavorare a un sacco di gente capace. E non si è, se non è stato poi imposto dall'euro, un bilancio dello Stato, quindi non esisteva il pareggio di bilancio quando è entrato Berlusconi. È uno Stato, è un popolo, non ci deve essere il pareggio di bilancio. Si va in passivo se si deve risolvere un problema o no. Poi se è sbagliato va in galera. Altro argomento. Per quanto invece riguarda Berlusconi come uomo, io da donna non dico nulla perché non ci ho avuto a che fare, però un'idea me la sono fatta e non andrei mai con un uomo così. Ma per questo lasciamo giudicare la sua famiglia, madre, moglie e figli, e mi pare che sia sufficiente. Scusa la lungaggine, ma non si può parlare in 10, 20, 30 secondi di un uomo che ha fatto la storia d'Italia e continua a farla, senza parlare dell'ipocrisia vergognosa che sta emergendo sia a livello politico, sia a livello sociale, sia a livello morale. Veramente disgustoso. Solo l'essere umano può essere così ipocrita. Ben ritrovato, ciao Semi. Grazie. Ho avuto una crisi di identità, non sapevo più se ero il conduttore o l'ascoltatore. Dice, ma io che cosa sono qui a fare? Sta facendo tutto lei. No, brava ascoltatrice, che poi ci ha dato anche il suo responso, se gli sarebbe piaciuto andare con Berlusconi oppure no. E questa è una cosa che ancora non è venuta fuori, nei vari conduttori, giornalisti, professionisti importanti, è una domanda che ancora non hanno fatto, ma la faranno, andate tranquilli. Chiamate, whatsappate, che vergogna, queste iene che si credono uomini, scrive questo. A chi si riferiva? Perché c'erano andati anche loro, c'erano anche le iene ai funerali di ancora WhatsApp 346 642 7756. Durante il Covid i presidenti di regione sono andati contro la Costituzione, sopprimendo i diritti dei lavoratori, supportando una diabolica strategia che ha fatto ammalare le persone e ha fatto perdere il lavoro alle persone. Questi errori sono gravissimi e hanno delle conseguenze. O la Lega, con l'H, torna a fare la Lega, e cioè gli interessi del popolo, altrimenti è meglio che sparisca. Facciamo i cornetti, però giustamente questo è un programma che non ha peli sulla lingua, avete peli sulla lingua, che schifo, e quindi è giusto anche dire queste cose, giusto anche insinuare che Berlusconi potrebbe essere morto perché... Che gesto sto facendo qua? 3. Ha fatto le 3 dosi. Ma non dico più niente, che se no ci bloccano su Facebook, YouTube, e ci viene l'escoposta a mettere i sigilli. Tanto la porta è rotta, tranquilli, venite pure, entrate. Le abbiamo rotta apposta per voi, così tutti possono entrare.
Che pazienza. Posso ricordare qualche evento targato Lega sul territorio? No? Tanto perché segui la Lega, no? E effettivamente c'è la possibilità. Signori, siamo pieni zeppi di feste. Feste belle, roba buona, ma c'è anche un evento in Molise. Non parliamo mai della nazione Molise. Una volta tanto che c'è un evento importante, lasciamelo ricordare subito. Lunedì prossimo, 19 giugno, a Campobasso, Molise, presso il centro congressi Centrum Palace di via Giambattista Vico al 2, ore 20:30. La Lega di governo per il Molise. Perché? Che succede? Non lo sapevate voi, eh? Ci sono ancora elezioni, qualcuno non lo sa, ma ci sono elezioni regionali nel Molise. Domenica 25 e lunedì 26 giugno si vota per il nuovo governo del Molise. Chiaro, è una regione piccina picciò insieme alla Val d'Aosta, però insomma, togliamoci lo sfizio di governare anche lì. La Lega di governo per il Molise. Appuntamento lunedì prossimo 19 giugno a Campobasso con Matteo Salvini, Giorgetti, ma tanti altri ministri. C'è il Valditara, signori, e cavolo, c'è di tutto. Importante che se ci ascoltate dalla zona ci siate anche voi, che spargiate la voce. Oh, viene Salvini a Campobasso lunedì prossimo ore 20:30 in via Vico al Centrum Palace di Campobasso. D'accordo? Tra gli appuntamenti da non scordare, questo sabato, dov'è? L'ho perso. Eccolo qua, sabato 17 giugno, domani a Milano. Milano in mano ai comunisti, Milano in mano ai musulmani, Milano in mano agli zingari, Milano in mano a rom e ciabattanti vari. La Lega non si arrende, la Lega fa la Lega, quella che ha sempre fatto, quella che dà fastidio, quella che... Riprendo una lettera, perché ogni tanto mi arrivano anche le lettere. Questa è una lettera, signori, che mi è arrivata proprio quest'oggi, scritta a macchina, perché io ho fan anche che ci tengono alle tradizioni, e che mi scrive: Ovarin, la libertà della vostra radio su certi nasi è una mosca. Bella questa frase, La libertà della vostra radio su certi nasi è una mosca. Guarda qua, te lo faccio inquadrare. Scritta a macchina, ok? Non col computer, a macchina, che devi schiacciare i tasti. Vi ricordate come funziona? Molti di voi non l'hanno mai utilizzata. Io sì, anche per l'esame da giornalista, però no, effettivamente ai tempi, quando avevo 10-12 anni, era divertentissimo scrivere a macchina. Poi ogni tanto schiacciavi 2 bottoni insieme, si incastrava, era un casino. Grazie a Cervetti, che scrive questa meditazione, ci ha ricordato che la Lega da sempre fa la Lega e dà anche molto fastidio, come la mosca al naso, come è un po' di fumo negli occhi. C'è un presidio questo sabato, domani, sabato 17 giugno alle 10. Basta accampamenti in rubattino, per ricordare che la Lega fa la Lega e che non sopporta che questi rom, zingari, camminanti vari facciano il cavolo che pare loro. Ci sono sollevazioni anche di giovani, avete visto, Striscia la Notizia è solo la punta dell'iceberg, ma noi è da anni che parliamo di quello che succede nelle metropolitane, delle zingare che rubano, che ultimamente si fanno affiancare da zingaroni belli grossi e alti, per cacciare chi li infastidisce, le zingarelle che rubano, i ragazzini di 20 anni che vanno lì col fischietto, e non soltanto quelli di Striscia la Notizia che hanno il codazzo e quindi menarli è già più difficile, sono quelli di 20 anni da soli che si credono un po' eroi, e chi non se lo crederebbe col fischietto, e cerca di spaventare le zingarelle o quelli che spacciano la droga. Puntualmente le beccano. Beh, signori, la Lega fa la Lega e fa questo presidio. Basta accampamenti in rubattino. Domani, sabato 17 giugno, ore 10. Appuntamento in via Caduti di Marsinelle, tangenziale. Basta degrado. Chi può ci vada, perché è il caso veramente di farsi vedere, di farsi sentire
e di rompere le scatole al nostro caro sindaco di Milano che si sta inventando di tutto pur di non guardare queste cose. Festa della Lega, Alessandria, Fubine Monferrato, domani venerdì 16, sabato 17 giugno, domenica 18 giugno, appuntamento a Fubine Monferrato con Riccardo Molinari, sicuramente presidente dei deputati della Lega, ma c'è il segretario provinciale, Pettazzi, gli assessori regionali, Poggio, Protopapa, ma naturalmente un po' tutti i sindaci eletti nella zona, un'occasione per stare insieme, per mangiare cose buone che non vi vado di nuovo ad elencare perché poi mi viene una fame della miseria. Tra le segnalazioni che già vi do, lo spiedo in festa della sezione della Lega di Leno in provincia di Brescia è diverso dallo spiedo padano che ci sarà a settembre. Questo c'è il 24 giugno, l'altra settimana, ok? A partire dalle ore 20, appuntamento presso la Cascina Ulivi, Porzano di Leno in provincia di Brescia. Interessante. Se qualcuno vuole saperne di più, cercate su Facebook, ok? Spiedo in festa, sezione della Lega di Leno in provincia di Brescia, chiaramente con tanti esponenti politici, e il menù spiedo con spiedo, patatine e polenta con mezzo litro di acqua a €20, ma c'è anche il menù baby. E te le vai a cercare, Sammy Varin, adesso ti è venuta fame di spiedo, scusami un po', va bene. Festa provinciale Lega Tigullio, anche qui il sabato, non questo quell'altro, 24 giugno ore 19, Sestri Levante, siamo in provincia di Genova, bella idea incrociare Edoardo Rixi, Andrea Crippa, Riccardo Molinari, Gianmarco Centinaio e naturalmente i sindaci e i rappresentanti della Liguria. Se siete in zona, può essere anche una bella idea per passare un weekend in compagnia. Sabato 24 giugno a cena a Sestri Levante, alla festa provinciale Lega Tigullio, presso i bagni Grande Albergo di via Vittorio Veneto a Sestri Levante. Altra ideona certamente da non mancare per divertirsi e stare in compagnia. Chi ci segue dalla zona, naturalmente, c'è la festa della Lega a Cantù. Qui siamo a 2 passi da Como, da Lecco, da Monza e da Milano. Festa della Lega a Cantù, presso il Parco Mamete, via Monforte 20, Cascina Amata, Cantù. 16, 17, 18 giugno, servizio ristorazione e serate danzanti. Oggi e domani si comincia alle 19, domenica anche a mezzogiorno, oltre che alle ore 19. Cantù in festa vi aspetta. E queste sono le principali sensazioni del weekend. Naturalmente, ve lo faccio vedere questo qua. Ogni tanto mi capita sotto mano, so che c'è un certo tifo di poca simpatia verso Travaglio e ai funerali di Berlusconi c'era anche questa immagine, non ve la racconto assolutamente, no, prendo le distanze da queste cose, però sappiate che c'era anche chi non amava in modo particolare un certo Travaglio. Qui ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimi istanti con la musica indipendente e con i nostri ospiti, con i quali è riavvolgere il nastro della settimana. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Dal 7 giugno al cinema. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
Questo è un piccolo miracolo, non succede spesso che un gruppo anni 70-80 come i Collage possa essere ancora così tanto sulla cresta dell'onda. Dopotutto un gruppo non alla Pooh, cioè i Pooh, eccetera, ma questi sono i Collage che comunque hanno fatto pezzi grandissimi, Tu mi rubi l'anima, Due ragazzi nel sole, ora fanno l'amore, La gente parla, Donna, donna, musica, tu te le canto tutte, lei non sapeva far l'amore. Che cazzo me ne frega a me? Un'altra estate, dai. Oh, i Collage ne hanno fatte di bellissime. È chiaro che non sono i Pooh, se arriviamo forse a 10 canzoni. Sole rosso, dentro il mare, e dai, cavolo, sto parlando al pubblico che ha più di 50, più di 50 anni. Poi ci sono i fricchettoni che sono più giovani e che magari capiscono più musica di me, ne conosco qualcuno all'ascolto. I Collage continuano a produrre pezzi e soprattutto hanno fatto ultimamente questa Rinasco con un bellissimo video, una canzone che trasmette ottimismo perché quando finisce una storia d'amore, ma anche una storia lavorativa, un qualche cosa, cambi, giri pagina e rinasci e ricominci e con ottimismo, un po' quello che facciamo anche noi di Radio Libertà ogni giorno, si ricomincia e con altre notizie giriamo pagina insieme, cerchiamo di capire cosa succede insieme a voi ascoltatori. Rinasco, i Collage seguitissimi sui social, 89.000 follower su Facebook, 89.000, 10.000 su Instagram, che non è niente male perché su Insta i vecchietti ci sono poco, quindi vuol dire che c'è anche un certo pubblico giovanile. Grazie ai Collage, complimenti, ma soprattutto mi hanno detto di intervistarli e io chiaramente li contatterò al più presto. 7 minuti dopo le 14, buon pomeriggio, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere ai nostri commentatori indipendenti ed è il momento di Chiara Soldani. Buon pomeriggio Sammy e un saluto ovviamente a tutti i nostri ascoltatori. Grazie, commentatrice made in Lombardia, da seguire su Leggifuoco, sul giornale.it, ma naturalmente con noi ogni venerdì a quest'ora, e sul tappeto tanti argomenti, ma naturalmente il primo fra tutti è la morte di Silvio Berlusconi, finalmente deberlusconizzati, molta gente sta ancora festeggiando, ma soprattutto chi ha basato la sua fama, il suo successo sull'anti-berlusconismo, già, ma poi anche le bruttissime notizie di cronaca, i cattivi influencer, di più, gli assassini, morire per un pugno di like, gli youtuber che si stavano facendo il filmetto mentre facevano i pazzi in automobile e naturalmente poi i clandestini, anzi no, gli irregolari, come qualcuno vorrebbe che adesso li chiamassimo. Non soltanto, ma certamente io do il microfono a te, Chiara, da dove vuoi cominciare? Ti ringrazio Sammy, devo dire che nelle ultime settimane stiamo riscontrando veramente molta fatica nel fare una sorta di resoconto perché la cronaca ci restituisce sempre dei fatti sempre più difficili da commentare, perché tante volte quando ne scriviamo, quando ne parliamo abbiamo quasi la percezione che ci sia uno schermo, che sia quasi come la lettura di un libro, quindi la consapevolezza che quello che stiamo leggendo sostanzialmente non sia necessariamente basato appunto sulla realtà. È come se stessimo assistendo, diciamo così, ad un film, ad una proiezione. Invece tutto quello del quale parliamo è reale. Tante volte si perde quasi il contatto anche a livello proprio empatico con le vicende che ci circondano e che magari non ci coinvolgono direttamente, come anche nelle ultime notizie che abbiamo dato riguardo la cronaca, e anche venerdì scorso è stata una diretta particolarmente intensa e difficile. Anche questo venerdì ci troviamo a raccontare non soltanto evidentemente della morte di Silvio Berlusconi e di tutto quello che ne è conseguito, perché poi c'è stato questo macabro teatrino che non ha avuto neanche il rispetto di onorare la morte comunque di una persona, di un uomo, di un papà, di un nonno, quindi di un personaggio che
oltre al personaggio in primis era un uomo discutibile come tutti gli uomini, certamente nonostante non abbiamo voluto costruire una narrazione falsata, ma semplicemente abbiamo auspicato in un silenzio quanto mai rispettoso, che purtroppo neppure in questo caso c'è stato, e del resto potevamo anche aspettarcelo da certi personaggi incoerenti. E poi appunto c'è stato mercoledì questo incidente terribile del quale si è scritto, e devo dire un episodio che ci fa molto riflettere, non soltanto su quello che è il tema della sicurezza della strada, l'abuso di alcol, in questo caso colui che ha travolto questa Smart è risultato positivo al narcotest, quindi anche il discorso di liberalizzare le droghe leggere, le cosiddette droghe leggere, che è un tasto sul quale noi ci battiamo sempre, ed è una battaglia che reputiamo assolutamente pericolosissima, perché sappiamo quanto pericoloso sia sdoganare questo concetto di droga leggera, droga che non fa male, che non crea alcun tipo di danno, invece lo crea, e come. E poi ovviamente ci sono anche le notizie, quelle che sono un po' il filo rosso, c'è tutte le nostre dirette, gli sbarchi che proseguono, ma sicuramente in questa circostanza, in questo venerdì, sono degli argomenti che passano inevitabilmente in secondo piano. La riflessione ovviamente che riguarda soprattutto i social, che sono però uno specchio della società nella quale viviamo, una casta che va sicuramente ad amplificare quelli che sono i disagi sociali di questi ragazzi di oggi, che hanno dei modelli totalmente sbagliati, dei modelli assolutamente da condannare, perché oggi il modello, diciamo, è l'antieroe, quindi colui che cerca la fama facile, i soldi facili, colui che non ha nessun tipo di messaggio, nessuna missione che può essere condivisa come non, ma che è sicuramente degna di essere definita tale, e che quindi diventa un modello di antivalore che però oggi rappresenta il modello di successo. Tornando al discorso di Silvio Berlusconi, abbiamo appunto assistito al suo funerale e devo dire che, come scrivevo, si è parlato di un personaggio fortemente divisivo, tanto amato quanto odiato. Sicuramente Berlusconi è stato un personaggio osteggiato notevolmente, lo sappiamo, con tutte le vicende alle quali insomma inevitabilmente stato anche perseguitato, no? Perché sappiamo benissimo quanto la magistratura lo abbia preso davvero come riferimento per delle battaglie pretestuose contro una persona che in realtà ha fatto grande l'Italia, ha dato un suo oggettivo contributo. Ed è un personaggio che ha unito mondi e ambiti completamente diversi fra loro, quindi Berlusconi comunque ha in un certo senso fatto parte della vita di tutti noi, o in veste di tifosi o nel caso di coloro che hanno sempre supportato il Berlusconi politico. L'imprenditoria ha rivoluzionato la televisione, perché poi tante volte sento parlare di così un personaggio che ha impoverito l'Italia, invece Berlusconi, che piaccia o no, ha rivoluzionato i paradigmi della comunicazione a livello televisivo, a livello editoriale e anche a livello di pubblicità. Quindi oggettivamente stiamo parlando di un gigante che oggettivamente, come dicevo prima, ci ha lasciati, ma ha lasciato un segno tangibile. Il macabro esercizio di mediocrità e inettitudine al quale abbiamo assistito, dei soliti Travaglio, Vauro, Oliviero Toscani, direi in assoluto, Sammy, che il prodotto peggiore partorito, metaforicamente parlando, da Silvio Berlusconi sia stato l'antiberlusconismo in assoluto, che ha però permesso di fare carriera ai vari Nanni Moretti, a comici discutibili, a intellettuali da salotto, ricordiamo Gerd Lerner, piuttosto che altri illustri personaggi che hanno preso di mira Berlusconi e ci hanno costruito carriere anche politiche. Per esempio i 5 Stelle, che sono partiti e hanno esordito proprio con questa battaglia sulla figura e contro la figura appunto di Silvio Berlusconi. Insomma, la cosa che mi ha fatto più riflettere è proprio l'incoerenza nella quale viviamo. Tutti coloro che si ergono a paladini dell'umanità, del rispetto, dell'inclusività. Ne abbiamo sentito parlare tanto nelle piazze del Pride, l'amore, essere liberi, no, di accogliere tutti, siamo tutti fondamentalmente una grande famiglia, no? Questo è il messaggio di pace e bene che vogliono lanciare, però poi peccato che nella vita si debba fare i conti con le azioni, con gli esempi concreti che si danno, bisogna dar seguito alle cose che si dicono.
e questi magari sono stati i primi personaggi che, nonostante magari la bandiera arcobaleno, la bandiera della pace esposta sul balcone, si sono permessi veramente di mancare di rispetto persino il giorno stesso dei funerali di Silvio Berlusconi. Quindi probabilmente, ecco, bisognerebbe dar seguito alle parole, bisognerebbe soprattutto essere quantomeno coerenti rispetto a quello che si sostiene e, ripeto, di fronte alla morte comunque di una persona, se non la si è stimata in vita, quantomeno tacere. Questo è un discorso di buonsenso, di rispetto e di gusto che purtroppo oggi in generale scarseggia. L'episodio appunto di Roma, l'incidente nel quale ha perso la vita Manuel di 5 anni, ci riporta alla dimensione appunto dell'influencer, quindi è la tragedia nella tragedia. Quando muore un bambino è una tragedia sempre, indistintamente, a prescindere dalle modalità. Tra l'altro c'è anche l'episodio di Cata, della bambina che pare appunto essere stata rapita, e quindi ritorna il tema appunto dei fragili, no? I bambini che sono indifesi, che in questo momento storico sono a titolo diverso bersagliati. Ne parliamo sempre sul tema dell'aborto, dell'utero in affitto. In questo caso sono ambiti differenti, ma sostanzialmente il messaggio e il punto sul quale dobbiamo riflettere è il medesimo. Questi youtuber che sono famosissimi, i Borderline, già il nome indica effettivamente tutta una realtà ben poco raccomandabile, che si sfidano con queste challenge social, 50 ore da trascorrere in macchina alla guida, quindi guida spericolata di macchinoni, in questo caso SUV Lamborghini, e dei ragazzi che, come dicevo, vengono seguiti come se fossero davvero l'esempio da emulare. Quindi bisogna stare molto molto attenti, perché spesso si colpevolizza la famiglia. Sicuramente la famiglia ha sempre delle responsabilità, però non dimentichiamoci appunto anche della necessità di fare gruppo, di entrare a far parte di quello che sostanzialmente è il gregge, perché emulando gli altri ci sentiamo accettati, diciamo così, e questo è il loro modus operandi. Se io emulo gli altri, allora verrò accettato, e questo è molto sbagliato. Tante volte si attacca il social, ma il social di per sé è uno strumento, magari estremizzando, mi permetto di definirlo un po' come il coltello col quale puoi uccidere una persona, allo stesso tempo ci puoi tagliare un'anguria. Quindi non è colpa del coltello, ma ovviamente dell'uso che ne fai e anche della consapevolezza. Il social è un mezzo, uno strumento, non è la realtà, può essere utilizzato bene come può essere utilizzato male. Quindi bisogna ritornare, sarebbe bello poter ristrutturare un po' i valori, ne parliamo sempre, tornare proprio a quella dimensione di anche autoaccettazione nella propria differenza rispetto magari al branco, rispetto agli altri. È un discorso che oggi purtroppo non sappiamo neanche come mettere in pratica. Io dico sempre che ognuno deve fare una sorta di autoanalisi, soprattutto magari i genitori che hanno a che fare con ragazzi, bambini che saranno gli uomini e le donne di domani, e auspicare insomma che questo mondo così contaminato effettivamente non intacchi un po' quella che è la salute appunto dei propri figli. Ma questo è un discorso ed è una riflessione alla quale siamo chiamati tutti indistintamente dall'età, e soprattutto diciamo coloro che usufruiscono dei social, che devono essere consapevoli del fatto che il tuo successo, il tuo valore prescinda ovviamente dal numero di like piuttosto che dal numero di followers. E quindi non ci sono parole per commentare queste tragedie, purtroppo, perché non ci sono parole corrette per restituire il dramma di un bambino che non c'è più. Sicuramente bisogna cercare di fare prevenzione, ma sappiamo quanto questa realtà dei social sia veramente talmente pervasiva rispetto alla realtà e alla vita delle persone, che sarà ben difficile, ma speriamo che insomma qualcosa scatti nella coscienza individuale un po' di tutti, proprio per renderci conto di quanto queste nullità, perché sono delle nullità, non debbano influenzare in nessun modo, non debbano mai essere presi come degli esempi, perché di fatto sono esattamente l'esempio di tutto quello che non si dovrebbe fare. Fronte sbarchi, questa settimana sono ripresi. 13 al 14 giugno a Lampedusa sono stati soccorsi 63 tra tunisini e siriani. È intervenuta
la nave Paolini della Guardia di Finanza, ritornano ad essere operative anche la Sea-Watch e la Geo Barents, ci sono stati sbarchi anche a Pozzallo, tutti uomini in questo caso, Bangladesh, Egitto, e altri sbarchi ancora sull'isola di Lampione in Sicilia, 43, Benin, Burkina Faso, Sudan, quindi insomma le località sono praticamente le medesime, con la presenza di casi di scabbia. Ovviamente il problema è sempre lo stesso, diciamo bloccare le partenze, però il problema principale non è tanto secondo me quello di fornire degli aiuti ai paesi di provenienza, quindi tutto il discorso che si sta facendo a livello di governo sicuramente è corretto alla sua logica, ma il problema è che c'è tutto un business che in teoria andrebbe smantellato. Tutte queste persone pagano profumatamente gli scafisti per poter arrivare in Italia, quindi secondo me il problema all'origine è proprio questo, cioè smantellare il business. Ovviamente stiamo parlando di questioni che vanno avanti da anni, quindi miracoli non li fa nessuno evidentemente, però insomma la questione è molto più delicata rispetto a quanto possa sembrare così di primo acchito. E vado a chiudere. Notizie sul fronte gender che arrivano dal Sunak, Rishi Sunak, che è appunto il primo ministro britannico, che dice bisogna assolutamente essere ferrei sulla distinzione biologica tra uomo e donna, quindi è molto importante questa revisione che sta avvenendo sulla legge gender in Gran Bretagna. Ritorna sempre questo tema delle persone che così tendono a questa fluidità, insomma penso che sia un esempio positivo, visto che sappiamo benissimo quanto l'ideologia gender ormai voglia prendere il sopravvento su tutto e su tutti. Una quantità minimale di esseri viventi che però viene amplificata proprio da questi social, proprio da chi cerca un pugno di like in più o chi cerca di far soldi approfittando della situazione. Io ringrazio l'editorialista Made in Lombardia, Chiara Soldani. Ciao Chiara! Grazie a te Sammy, un saluto a tutti quanti voi, grazie. Sempre grazie a chi entra in diretta su Radio Libertà dicendo il proprio parere, anche voi ascoltatori lo fate quotidianamente, tra poco vi riapro le linee. Prima però signori ci colleghiamo con gli amici bacchettoni, signori, quelli di informazionecattolica.it, che ci dicono il loro parere, ma soprattutto vi invitano a visitare il sito www.informazionecattolica.it o ancora più semplice cercateli su Facebook. Diamo il ben ritrovato a Pietro Licciardi. Grazie Sammy, è come sempre un piacere. Allora comincio subito con rassicurare gli ascoltatori che, a dispetto di quello che hanno scritto certi giornaloni nostrani, la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia è al sicuro. Certi menagrami sono infatti tornati a parlare di pericolo atomico dopo il crollo della diga di Kakhovka, senza però spiegare che i 6 reattori sono spenti da mesi e quindi occorre molta meno acqua per raffreddare il nocciolo e che la centrale dispone di una riserva di acqua che la mette al riparo da ogni pericolo per almeno 7 mesi. Leggete il nostro articolo su Informazione Cattolica per i dettagli. Più serio invece il pericolo di un nuovo Green Pass. Secondo l'annuncio della Commissione europea, che ha avviato una partnership con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sviluppare un certificato sanitario internazionale sul modello del certificato digitale Covid dell'UE, con la scusa di facilitare la mobilità globale e proteggere i cittadini di tutto il mondo dalle minacce sanitarie attuali e future. Ora, a parte il fatto che si tratta di una violazione degli impegni presi dalla stessa Commissione per non rendere il Green Pass uno strumento permanente, ciò conferma quanto a suo tempo denunciato, ovvero che dietro l'istituzione del Covid Pass ci fosse la volontà di costituire uno strumento permanente per tracciare lo stato di salute dei cittadini. Insomma, questa Unione Europea, sempre meno democratica, comincia a somigliare in maniera sempre più preoccupante non alla defunta Unione Sovietica, come avvertiva il dissidente ormai scomparso Vladimir Bukovsky, bensì alla nazi comunista Cina.
Su questo invitiamo il governo a vigilare. Ovviamente anche Informazione Cattolica ha dedicato spazio alla morte di Silvio Berlusconi. Lo ha fatto con diversi articoli, tra cui quelli di Angelica La Rosa, che ricorda la sua amicizia con Putin, e l'articolo dell'ex ambasciatore slovacco in Italia, Josef Mikloško, che invece parla dell'anticomunismo del Cavaliere. Andrea Rossi ricorda forse l'errore più grande di Berlusconi, aver speso inutilmente tempo ed energie per riformare l'irriformabile, dai tribunali al servizio pubblico televisivo, quando andava portato un attacco a fondo nel mondo dell'istruzione e della formazione, utilizzando un metodo conosciuto in tutte le democrazie occidentali, ossia lo spoil system, cioè cambiare i vertici e i ruoli apicali nel mondo della scuola e dell'università, inserendo progressivamente uomini di diverso orientamento politico e riferimenti culturali. Ricordiamoci infatti di Gramsci e di come la sinistra ha occupato la società, e questo è un utile promemoria anche per l'attuale maggioranza se vuole continuare a governare. Personalmente credo che, al di là di tutto, Berlusconi, nonostante sia stato un personaggio controverso, debba essere ricordato almeno per due cose: aver sdoganato la destra, che prima di lui era stata chiusa nel ghetto dai partiti del cosiddetto arco costituzionale, e aver fatto fallire nel 1994 la salita al potere del Partito Comunista dopo Mani Pulite, il che ci ha dato altri 3 lustri di relativa libertà. I milanesi sicuramente lo ricorderanno anche per aver ridato smalto al Milan, ma su questo non insisto, se no gli ascoltatori interisti non ci leggono più. Passando ad altro, Emanuela Maccarone ci racconta di episodi di resistenza cattolica un po' ovunque nel mondo, resistenza contro le ideologie antiumane che sempre più si stanno affermando. Ora, è importante parlarne, intanto perché al male occorre dare filo da torcere, e se non lo fanno i cattolici ormai chi lo fa? Ricordo che nella Germania nazista l'unica seria opposizione a Hitler venne proprio dalla Chiesa. Allora in prima fila c'erano anche i vescovi, oggi molto pochi, ma del resto il beato Fulton Sheen, 70 anni fa, ebbe a dire che ormai a salvare la Chiesa non sarebbero stati i prelati ma i laici. Angelica La Rosa ci segnala un'America liberal sempre più fuori di testa, dove chi si oppone a drag queen, chirurgia di riassegnazione di genere per minori e docce femminili aperte ai trans è considerato odioso. Mamme per la Libertà, un gruppo pro famiglia naturale, è stato infatti etichettato come un gruppo di odio. Siamo al paradosso. La minoranza LGBTQ, eccetera, impone, prevarica, offende, minaccia impunemente, ma chi vuole difendere i propri figli dall'indottrinamento gender diventa propagatore di odio. In California, invece, i genitori che non accettano la folle idea dei figli, magari indottrinati e plagiati dalla propaganda, di cambiare sesso, ovvero di sottoporsi alle inaudite mutilazioni del corpo che questo comporta, rischiano l'accusa di abuso sui minori, subendo le conseguenze penali del caso. Passo a Giampiero Bonfanti, che scrive un interessante articolo sull'uso della ventilazione forzata durante il Covid, citando tra l'altro un pezzo di LifeSite News del 9 giugno che rivela come nella sola New York il 76,4% dei pazienti Covid-19 di età compresa tra i 18 e i 64 anni ventilati forzosamente sono morti, percentuale che sale al 97,2% per gli over 65. Si stima inoltre che nella primavera del 2000 negli ospedali di New York sono morti 10.000 pazienti sottoposti a ventilazione forzata, un metodo che specialisti di terapia intensiva avevano fortemente sconsigliato. Possiamo ritenere che percentuali analoghe si siano avute anche negli ospedali italiani, e tutto ciò è di una gravità inaudita, anche perché lascia intuire che tra protocolli sbagliati e vaccini inefficaci, se non pericolosi, sono state ammazzate molte più persone di quanto abbia fatto il Covid,
E su tutto ovviamente grava ancora l'omertà dei responsabili. Chiudo con un mio articolo che è una considerazione sull'attuale guerra russo-ucraina, la quale, comunque vada, sarà una sconfitta per entrambi i contendenti. I russi non raggiungeranno nessuno degli obiettivi che si erano dati all'inizio della guerra, mentre gli ucraini si ritroveranno con una nazione già poverissima, completamente devastata e nella necessità di mantenere un forte esercito, mentre anche se riconquistassero tutti i territori, questi sarebbero difficili da pacificare, essendovi rimasti ormai solo filorussi. Come disse Benedetto XV all'inizio della Prima Guerra Mondiale, con la pace tutto è possibile, con la guerra tutto è perduto. Ebbene, Europa, ONU, America non hanno saputo mantenere la pace. Adesso dovranno gestire uno scenario che si prospetta politicamente da incubo. E con questo, anche questa settimana, caro Semmi, è tutto. E noi naturalmente ringraziamo Pietro Licciardi e tutti i tuoi collaboratori di informazionecattolica.it. Resistenza cattolica! Grazie Pietro! Ora è sempre resistenza, Semmi, grazie, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Artisti indipendenti, a volte introvabili sulle reti più importanti, ma
che qualità. Lei è Ginny V, scritto Ginny con la Y finale, Ve. La sua ultima canzone è Haunted con l'H davanti, semifinale per Una voce per San Marino. Ha rischiato di andare all'Eurofestival. 14.34, ancora il buon pomeriggio, ben ritrovati da Sammy Varin, Potere al Popolo. Siamo in onda in tutta Italia sul canale 252 del vostro televisore, ma anche sulla banda DAB della vostra autoradio. Siamo in diretta su Facebook, su YouTube, siamo sul sito radiolibertà.net, siamo sulla app di Radio Libertà che potete scaricare facilmente sul vostro cellulare. Via Silvio Berlusconi. C'è un primo comune in Italia che ha intitolato la via a Silvio Berlusconi. Ma come? Dico io, non dovevano passare 10 anni, ha detto Sala, il nostro bravo sindaco di Milano che mette i puntini sulle i? A quanto pare no. Ad Apricena, in provincia di Foggia, una via intitolata al Cavaliere. Tra le ultime notizie, sappiatelo. Ma adesso ci colleghiamo con un collega giornalista che ci porta a parlare di una cosa che vi piace sicuramente, perché almeno una volta nella vita ci avete giocato. Prima di tutto salutiamo e ringraziamo. È con noi Giuseppe Brienza, ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Piacerone. Allora, andiamo agli scacchi. Ah, una partitina a scacchi, ragazzi. Che nostalgia trovare il tempo. Oggi Giuseppe Brienza ci porta il presidente della Federazione Scacchistica Nazionale, Luigi Maggi. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E a te, Giuseppe. Sì, due parole di presentazione dell'amico Maggi, che è presidente della federazione, come hai detto Sammy, scacchistica italiana, la FSI, al sito ufficiale fedescacchi.it, ma ha anche una bella rivista trimestrale che si chiama Scacchi Italia, è proprio l'organo ufficiale della Federazione Scacchistica Italiana. Sono 3 anni che Luigi è presidente, è stato eletto presidente della FSI, ma recentemente è stato anche designato vicepresidente vicario del coordinamento nazionale delle discipline sportive associate ed è anche membro del consiglio direttivo della Mitropa Chess Association, che riunisce 10 federazioni scacchistiche dei paesi mitteleuropei, ed è anche componente della Planning and Development Commission della Federazione Mondiale degli Scacchi, cioè la FIDE. Ecco, in passato Luigi Maggi si è formato come dirigente sportivo, ricoprendo per circa 15 anni prima la carica di vicepresidente, poi di presidente del Comitato regionale del Lazio della Federazione Scacchistica Italiana dal 2007 al 2020 ed è stato anche componente di giunta del CONI del Lazio dal 2018 al 2021. Lo stesso CONI lo ha insignito di molte prestigiose onorificenze sportive come la Stella di Bronzo al merito sportivo nel 2018 e nel 2021 della Stella d'Oro. Ecco Luigi, anzitutto una domanda un po' sul personale: quando hai iniziato a giocare a scacchi? Beh, ho iniziato a giocare a scacchi molto presto, all'età di 10 anni, e ho imparato nella mia parrocchia. Dopo qualche anno poi ho avuto la fortuna di trovare un circolo degli scacchi, che non era allora così facile, il circolo scacchistico Santa Maria a Roma, che era nello stesso impianto sportivo dove io giocavo peraltro a basket. Ricordo con molto piacere che mi affrettavo a fare i compiti e poi scappavo via per giocare a scacchi e poi subito dopo giocare a pallacanestro. Pallacanestro e scacchi sono state 2 grandi passioni che poi hanno formato il mio carattere. Allora, diciamo subito a qualche competente che magari ci ascolta, facciamo un'intervista, una chiacchierata per non addetti ai lavori, perché insomma anche il gioco degli scacchi è anche un gioco popolare, no? E ti chiedo quindi quando nasce, dove nasce, in breve, insomma, per i pochi minuti che abbiamo. Sì, veramente un profilo. Vedete, la storia degli scacchi è affascinante, in parte misteriosa. Noi abbiamo delle fonti documentari che citano gli scacchi, fonti documentari che sono del VI secolo. Sono probabilmente nati in India come rappresentazione dell'esercito indiano che era composto da fanti, carri corazzati, cavalleria ed elefanti.
Questo esercito rimase in uso più o meno dal III secolo a.C. al IV secolo d.C. Questa è una delle ragioni per cui pensiamo che gli scacchi siano di molto antecedenti alle fonti documentali. Poi sapete che gli scacchi sono passati dall'India alla Persia, dalla Persia attraverso il mondo islamico, sono arrivati intorno all'inizio del X secolo d.C. in Italia e in Spagna, e poi da qui si sono diffusi in tutta Europa. Con un certo orgoglio però si può dire che furono i grandi geni italiani del Rinascimento che lo diffusero nella veste in cui sono, i cosiddetti scacchi moderni, nelle corti europee. Ecco, quindi sono anche identità italiana gli scacchi, no? E quindi dici, anche qui mi dispiace in poco tempo, anche se potresti parlarne per ore, no? I valori di questa disciplina, sport, gioco, come lo vogliamo chiamare? È difficile perché tutto questo è gioco, è sport, io penso che sia arte e sia cultura. Direi focalizziamoci all'oggi, al momento. Noi viviamo in una società fluida e io penso che in questa società fluida gli scacchi possono contrapporre il valore del rispetto delle regole, che insieme all'abitudine di prendere decisioni complesse e di utilizzare bene il tempo a propria disposizione formano la persona sia come giocatore ma anche come membro della nostra società. E invece, volevi continuare? No, prego, vai. No, volevo dirti, ma vorrei capire perché è una disciplina anche di carattere, cioè nel senso, in che senso può aiutare anche dal punto di vista educativo, no? Perché voi state anche nelle scuole, cercate di promuovere questa disciplina nelle scuole per i ragazzi, anche i bambini, no? Sì, esattamente. Gli scacchi sono molto presenti nella scuola. All'incirca 100.000 ragazzi e ragazze praticano il gioco degli scacchi in orario scolastico o extrascolastico. Questa è una possibilità che è offerta, diciamo, dalla ampia autonomia del sistema scolastico italiano. Certamente noi ci piacerebbe fare molto di più, ma per fare di più occorrerebbe effettivamente agire sulla formazione degli insegnanti della scuola, e qui stiamo parlando di numeri estremamente ampi e che richiederebbe un impegno e delle risorse che attualmente la nostra federazione non ha a disposizione. Però il nostro impegno qual è? È quello di voler in ogni caso dimostrare questo forte valore educativo che consente anche l'integrazione, una più facile integrazione dei ragazzi nella scuola, ne migliora il potenziamento delle caratteristiche, degli aspetti logico-cognitivi. Ecco, noi vorremmo che questo diventasse un plus proprio nei programmi scolastici formali della nostra scuola. Certo, anche perché non so se i nostri ascoltatori ci hanno mai pensato, tu Luigi dimmi se sbaglio, ma hanno anche un valore morale gli scacchi. Beh, diciamo che gli scacchi veramente hanno vissuto di tutto e di più. Vedete, quando gli scacchi nel loro itinerario di avvicinamento all'Europa sono stati influenzati proprio dalle culture indiane, da quella araba, da quella persiana, e poi sono stati influenzati da quella occidentale. Per esempio la scacchiera diventa bicolore, prima non lo era, assume dei valori simbolici. Accanto al re si introduce la regina al posto del ministro, no? Però nel frattempo, con questa loro diffusione nelle corti, vedete, gli scacchi diventano hanno un forte valore di influenza, sia nelle arti figurative, sia sulla letteratura, ma poi ci si inizia anche ad interrogare sul proprio valore morale. Ecco, la Chiesa inizia a porsi dei problemi, e chi è pro e chi è contro, per esempio, il gioco degli scacchi. Non apriamo questa parentesi, è lunga, però una cosa che molto mi ha incuriosito, che in effetti l'Occidente cristiano, diciamo, no, degli secoli scorsi, perché adesso si sta un po' allontanando purtroppo, ma non è detto che non si rinverta la rotta. Ad esempio, no, colgo il passaggio della regina, no? In realtà non c'era la regina perché l'uomo solo era al potere, secondo la cultura araba, no? o antica, ancestrale, indiana, mentre al contatto con l'Occidente arriva anche sotto questo profilo il ruolo della donna, no? Il ruolo della regina accanto al re al posto del visir. Già.
Io penso che sia una grande evoluzione. Accanto al re, il re non è più solo, ma ha una persona accanto, che in questo caso è la regina. Ma in fondo ha anche una ragione storica, perché gli scacchi a quel punto erano anche un luogo di incontri fra dama e cavaliere, legittimo, si potevano incontrare sfidandosi alla scacchiera. Ecco che allora si apre, gli scacchi si aprono proprio al mondo femminile, e il mondo femminile inizia a praticarlo anche con una certa costanza. Ecco, tra i valori degli scacchi c'è anche l'incontro personale, no? E anche se forse vorremmo chiudere un pochino questa pagina della pandemia, però ti volevo chiedere brevemente, naturalmente anche gli scacchi hanno subito i danni nefasti, no? Della Covid e soprattutto della pesante gestione che abbiamo avuto nel nostro paese della pandemia. Sì, ne abbiamo sofferto temporaneamente. In quel periodo in cui c'è stata una forte limitazione della pratica sportiva, ovviamente in presenza, gli scacchi hanno cercato, e anche la nostra federazione, ha cercato di sopperire con l'apertura di un settore dedicato a quello che noi chiamiamo i chess, ovvero gli scacchi online, che si sono rivelati durante la pandemia una forma molto efficace di comunicazione e soprattutto di divertimento. Gli scacchi comunque dopo la pandemia sono, diciamo, riesplosi in termini numerici, e tant'è che noi abbiamo raggiunto dei numeri che attualmente sono molto superiori a quello del periodo proprio pre-pandemico. Senti, siccome questa radio è anche molto sensibile, diciamo, all'attività libera, no? Di sburocratizzare, ecco, io credo che anche nel settore che tu segui, quello dello sport, insomma, ci sia un eccesso di burocrazia e in particolare conseguente al moltiplicarsi degli enti, no? Che si occupano del governo dello sport, dal CONI, da Sport e Salute SPA al Dipartimento dello Sport. Ecco, non credi che il governo in carica sia chiamato a snellire anche la burocratizzazione del settore dello sport? Senti, devo dirti con sincerità che il modello sportivo italiano è un modello sportivo vincente nel mondo. Certamente aveva bisogno però di alcuni ritocchi. Devo anche però essere sinceramente convenire che la riforma che è stata portata avanti in questi ultimi anni è risultata davvero molto sfidante per le federazioni, perché le federazioni hanno bisogno di lavorare nel medio e lungo periodo, soprattutto con interlocutori però istituzionali che abbiano delle competenze molto ben definite e tra loro complementari. Ecco, il miglioramento io credo debba essere in questo. Invece bisogna essere anche grati, diciamo, al nostro governo per le tante risorse che vengono investite nel mondo dello sport. Bene, buone notizie ogni tanto, perché lo sport nazionale è di criticare sempre tutti e tutto, invece dal tuo punto di vista c'è un aspetto positivo del governo, insomma, dell'impegno che poi è di un'intera società in questo settore, e in particolare, Luigi, volevo ritornare brevemente sui giovani, no? Perché sia la Federazione Scacchistica Italiana, ma in particolare tu, come mi dicevi, siete impegnati a puntare sui giovani, ma non solo come pratica di questo gioco o sport che si vuol dire, ma anche cercando di farne un buon numero come grandi maestri di scacchi. Beh, certamente il compito primario della federazione è quello di agire a livello agonistico e naturalmente cercare anche i risultati di massimo livello a livello internazionale. Io sto lavorando da 3 anni sul progetto di sviluppare i nostri migliori giovani e abbiamo costituito a questo proposito una scuola proprio con i migliori tecnici istruttori italiani. I risultati stanno uscendo fuori, sono già buoni. Abbiamo altri 2 nuovi grandi maestri molto giovani, uno dei quali si è piazzato l'anno scorso al campionato mondiale Under 20 tra il primo e il quarto posto. E ogni anno noi selezioniamo 50 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 16 anni per perfezionarsi gratuitamente presso la nostra Accademia Scacchistica Federale. Senti, per dare anche un messaggio sicuramente non drammatizzante, però a chi vuole giocare a scacchi oppure che non è ancora incappato nelle truffe, no? Sempre qui amiamo, io no, però usare i termini inglesi, cheating, no? La truffa, le pratiche scorrette
che danneggiano proprio gli scacchi perché allontanano da questa disciplina. Come state affrontando come federazione questa sfida? Io direi che che questo aspetto del cheating è molto esagerato dall'esterno. Io penso che sia un errore concentrarci su degli episodi che sono assolutamente sporadici, di alcune pratiche che sono scorrette e che avvengono quasi esclusivamente nel gioco online, dove i controlli sono molto più difficili. Poi quando avvengono, ovviamente vengono enfatizzati dalla stampa, ma questo probabilmente proprio per la caratteristica degli scacchi di essere un gioco nobile. Ecco, ma le pratiche scorrette in fondo sono presenti in qualunque sport e in qualunque ambito della vita. È un qualcosa di oscuro, un lato oscuro non eliminabile, tuttavia contrastabile con la vigilanza e l'educazione alla sana pratica sportiva. In Italia, però, per darvi la dimensione, il fenomeno è quasi inesistente. Il nostro Tribunale Sportivo Federale si è pronunciato su un solo caso negli ultimi 5 anni. Ecco, grazie anche questa della falsa notizia che appunto si esagera sempre sulle truffe, almeno in Italia, e invece bene o male siamo i virtuosi, ecco. Sì, sì, no, devo dire ma io lo dico con molto piacere, e questo proprio per sottolineare l'aspetto veramente virtuoso dei valori che sottendono agli scacchi. Ecco, io ti farei l'ultima domanda, sempre che poi Sammy riappaia, se no io vado avanti, perché in effetti mi ha colpito come negli ultimi anni ci siano stati vari interventi sui media, dal cinema al Netflix su gioco degli scacchi, no? Varie trame, per esempio penso a un film del 2019, qualcosa di meraviglioso, oppure un altro, insomma, addirittura con Gérard Depardieu, no? Nel 2020 Critical Thinking, tutto costruito intorno agli scacchi, e poi forse qualcuno avrà visto la miniserie di Netflix di fine 2020, La regina degli scacchi. Avete mai pensato come federazione, insomma, di anche fare qualcosa per rilanciare lo sport degli scacchi, il gioco degli scacchi tramite i media, insomma? Ma diciamo, noi siamo molto attenti agli aspetti della comunicazione esterna, l'utilizzo dei social nelle loro varie forme. Ovviamente sono stati citati i casi del cinema, ma ci sono dei film famosissimi, no? Tutti conoscono Il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Questo, diciamo, della regina degli scacchi è stata anche una serie molto fortunata, tra l'altro a me è piaciuta moltissimo perché mi ha riportato, io vengo qualche anno dopo, sono nato qualche anno dopo perché l'Iempo sta negli anni 60, io ancora non giocavo negli anni 60, io ho iniziato a giocare intorno a fine anni, diciamo inizio anni 70. Ecco, però mi ha riportato veramente all'epoca. Ovviamente incidono moltissimo, tant'è che siamo a conoscenza che con la serie della Regina degli Scacchi, mentre veniva proiettata la serie della Regina degli Scacchi e i periodi immediatamente dopo, sono aumentate vertiginosamente le vendite di tutti gli articoli scacchistici, ma non solo scacchi e scacchiere, ma anche i libri. C'è una produzione letteraria enorme negli scacchi. Certamente, dice, tutto questo è veramente molto importante è l'azione anche che sta facendo, che fa la pubblicità nei confronti degli scacchi, perché prendono degli scacchi per trasmettere dei messaggi che sono di assoluto prestigio, di fascino, di talento, del gusto della sfida. Tutte queste sono cose molto incoraggianti che noi, diciamo, possiamo andare a traino, possiamo valorizzare nel nostro ambiente, ma che comunque è un qualcosa di oggettivo che diciamo avviene dall'esterno della nostra federazione, proprio diciamo come movimento spontaneo, e questo è veramente per noi molto bello perché ci rassicura proprio sull'andamento, sulle prospettive che avranno gli scacchi in Italia. Grazie Luigi, nella speranza di rivedere gli scacchi alle Olimpiadi, Sammy, ti ridò la linea, ti restituisco la linea, e considera che la sede della FSI sta a Milano, quindi quando vuoi prendere qualche lezione Luigi Maggi è disponibile. Ah, siamo pronti assolutamente. Ringrazio veramente per questa bella chiacchierata il presidente della Federazione Scacchistica Nazionale, Luigi Maggi. Grazie Luigi.
Grazie a tutti voi. E Grazie naturalmente infinite. Giuseppe Brienza. Grazie Giuseppe, ci sentiamo prossimamente. Via Silvio Berlusconi. Oh, state iniziando a commentare questa cosa e sono sicuro che sarà una nuova polemica, perché a Milano il sindaco Sala ha detto no, siamo matti, devono passare 10 anni. Ad Apricena, in provincia di Foggia, c'è già la prima via dedicata al Cavaliere. La decisione del sindaco Antonio Potenza e della giunta comunale. A breve la cerimonia pubblica di intitolazione, più di tutti gli altri, ha fatto parlare di sé nel mondo. E qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia per il gentile ascolto. Chiaramente, se vi siete sintonizzati in ritardo, tranquilli, risentite questa puntata tra 10 minuti sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Buon weekend e io torno lunedì alle ore 13. Avete ascoltato